Una buona giornata a tutti i nostri lettori, una buona giornata a tutti i nostri ascoltatori. L'Unione Clodiense, questo è l'argomento del giorno, questo è l'argomento di questo da fine anno, che combacia tra l'altro anche con il termine del girone d'andata. L'Unione Clodiense lotta per andare in Serie C, una situazione che darà naturalmente, potrebbe dare tanta visibilità importante anche alla nostra città a livello nazionale. Una Serie C che potrebbe ritornare dopo 46 anni, far ritornare anche quelle belle abitudini di un tempo. Siamo qui proprio nella zona dove si giocavano le schedine, dove chi non seguiva naturalmente a livello radiofonico le partite aveva la possibilità di dare un'occhiata al tabellone che ricordava come era finito l'incontro della squadra della nostra città. Una situazione che è collegata anche agli impianti sportivi, a tutto quello che naturalmente potrebbe essere il futuro migliore per il calcio, la passione forte della nostra città. Andiamo però a sentire il parere dei nostri concittadini e se questa naturalmente dà piacevole situazione di più 12 dà le certezze di poter dire abbiamo oramai la Lega Pro, la Serie C in tasca. Andiamo! Sì, proprio, era la volta che era solo il Clodia, dopo si è salta fuori anche Sottomarina, dopo ha fatto anche la riunione, ha fatto il San Riunio tutte e due, era Clodia e Sottomarina uguali, e dopo i giocatori sono fuori tanti che anche in Serie A del Clodia, che era Esteria, che era che andava con la Fiorentina. Siamo veramente soddisfatti della generosità di questa squadra che in campo dimostra veramente professionalità, maturazione e quindi un buon gioco. Siamo molto contenti dei risultati finora ottenuti, ma il campionato è lungo, quindi non vendiamo la pelle dell'orso prima di averla conquistata. Però veramente il mister Andreucci, il presidente Bielo e tutti i giocatori della squadra si stanno molto impegnando, portando dei risultati straordinari. Siamo con Marco Famulari, grande portiere del nostro da calcio da Chioggiotto. Buongiorno a tutti. Nella primavera del Parma Buffon era il suo vice, giusto per darvi l'idea di quanta è stata importante appunto la carriera di Marco Famulari, che poi ha giocato anche con il Chioggia Sottomarina. La squadra della nostra città può tornare in Serie C dopo 46 anni. Qual è il polso della situazione? Cosa dice la nostra gente? Penso che sia una cosa importante e che renda orgogliosi tutti i Chiogiotti e credo anche un obiettivo della società, il primario forse. E la strada che stiamo percorrendo è una strada ottima, ci stiamo comportando bene e avanti così insomma. Al tradizionale mercato del giovedì incrociamo anche un tifoso da storico con la sciarpa dell'Union, un tifoso che ha vissuto dagli anni della Serie C e quale episodio ricorda in maniera particolare? Allora, due grandi partite secondo me, una con l'Udinese e non mi ricordo adesso i nomi perché è passato tanto tempo, e un'altra che signor Gino Levantacci si è mangiato un rigore perché evidentemente alla notte faceva giorno e viceversa, e dopo grandi partite, soprattutto il torneo Samson, che grandi giocatori come Tobelli, Cirea e compagnia bella, a quel tempo si giocava di sera e molta gente che oggi veniva a vedere le partite, che dopo questi grandi giocatori sono diventati mostri, perché poi Tobelli e anche Cirea sono stati campioni del mondo e sappiamo tutti come è andata a finire. Seguitemi bene amici sportivi per quanto riguarda questa formazione: Rado, Biasio, Boscolo, Casagrande, Apostoli, Fasoli, Gibellini, Onofri, Perego, Bonatti, Vianello. In panchina c'era un certo signor Livio Pin come 12°. Per quello che riguarda l'allenatore era Cancian, allenatore in seconda era questo signore che si chiama Beppi Nordio. E allora Beppi, cosa ti ricordi di quegli anni della Serie C? Bellissima, forte, siamo più forti di tutti, veramente, perché avevamo tutti giocatori del 2000, un po' da tutte le parti dell'Italia, dicevo, però sta brava gente. Dalla sede dei Marinai d'Italia vi auguriamo naturalmente un buon Natale, un felice 2024. Cosa ci riserverà l'anno nuovo? Vogliamo pace, 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 vogliamo. E cogliamo anche l'occasione perché la nostra associazione vuole augurare a tutta la città proprio un anno felicissimo.
E quindi per quelli che sono naturalmente i vecchi lupi di mare, coloro che vogliono aggregarsi a questo grande gruppo, ricordiamo la vostra sede è vicina a quella che un tempo era definita la Loggia dei Bandi, è la Loggia dei Bandi. Qua siamo tanti lupi di mare, però nessuno morde qua, sa? Siamo senza denti.